Sesta corsa dall'Arcoveggio, un confronto per cavalli di 4 anni sulla distanza del doppio chilometro, 7 al via, 1 Zuzzurro d'Asti, 2 Zute Holz, 3 Zebrina Font, 4 Zimmerman, 5 Zaffiro Trio, 6 0 in condotta OP, in seconda linea 7 Zoaras Club. I favori proprio per Zoaras Club, numero 7 Roberto Vecchioni in sediolo, alternativa principale 0 in condotta OP, numero 6 Giuseppe Prestipino, macchina che ha staccato in questo momento e ora Zute Holz cerca di contenere l'affondo di Zebrina Font che si getta di galoppo e così Zute Holz al comando su Zimmerman. C'è subito la progressione di 0 in condotta OP, mentre in terza posizione ripiega Zaffiro Trio. 200 iniziali in 14,8 e 0 in condotta va a presentarsi su Zute Holz dopo 300 metri di gara e sembra ottenere via libera. Passa 0 in condotta OP, quindi in 400 metri è leader. 36 il passaggio ai 400, 0 in condotta in vantaggio, seconda posizione per Zute Holz, poi Zimmerman, ancora Zaffiro Trio, Zuzzurro d'Asti e in coda Zoaras Club. I 600 completati in 47. Zoaras Club a questo punto lascia la posizione di retroguardia e molto gradatamente progredisce all'esterno. Anzi, ora avanza anche piuttosto rapidamente perché si porta in breve a ridosso di Zute Holz e avvicina 0 in condotta OP all'altezza del chilometro. Ne segue le mosse Zaffiro Trio, mentre in coda rimane Zuzzurro d'Asti. Il chilometro iniziale in 1,19, ha potuto fare un po' propri comodi fin qui, 0 in condotta OP. Ora però Zoaras Club è entrato in azione, quello che era preventivato come, non dico match, ma confronto comunque fra i due più attesi, ora prende corpo. All'esterno Zaffiro Trio copre Zute Holz, in coda Zimmerman, con all'esterno Zuzzurro d'Asti. Tanto un parziale in 14,5 e siamo ora a 600 dalla conclusione con 0 in condotta che si mantiene in vantaggio, 15 questo parziale. Zoaras Club al suo esterno, ora attacca con decisione, si trascina Zaffiro Trio lungo la corda e Zute Holz, insiste Zoaras Club a 400 dall'arrivo, ma replica 0 in condotta OP, 2 alle prese, 14,3 il parziale. Zaffiro Trio scende in seconda posizione in corda, mentre Zoaras Club ha un calo sull'allungo di 0 in condotta. 0 in condotta entra con 2 lunghezze di margine numero su Zaffiro 2, Trio. Zute Holz, Zoaras Club in difficoltà invece. Finale con 0 in condotta OP che si difende e viene a concludere vincitore su Zaffiro Trio, mentre al terzo è Zoaras Club davanti a Zimmerman. 1,15,9 ma un 29,3 di penultimo quarto, un 29,6 a chiudere, 14,8 la retta d'arrivo. Un bel finale davvero per 0 in condotta OP che Giuseppe Prestipino per conto di Eric Bondo porta alla vittoria. Percorso di testa e corsa durissima per la netta favorita Zoaras Club e ben giocato appunto 0 in condotta OP che ha chiuso a 4,13 al totalizzatore. Secondo posto per Zaffiro Trio, al terzo Zoaras Club.